Ci siamo trovati dopo tanti anni. Dopo tanto 3 anni. Perché? Dove Era eravate? in casa dei ricoveri. E dove eravate insieme, oltre che qui? Qua, Andavate dove insieme? A scuola insieme, giusto? a scuola. Dove? A Rischigliano. Non smettono mai di stringersi le mani i volti che raccontano la felicità dolce dell'amicizia. Ada e Lina hanno 93 anni e da pochi mesi sono ospiti del centro servizi anziani Mantegna di Campodarsego. Mai avrebbero pensato che il desiderio di una vita, quello di ritrovarsi e riabbracciarsi, si sarebbe realizzato proprio lì. Compagni inseparabili dalla prima alla terza elementare, quando sui banchi c'era il pennino con cui ci si macchiava sempre e sull'Italia soffiavano venti di guerra, la vita le ha poi divise. Ada ha vissuto a Cadoneghe e ha avuto un figlio, Lina a Vigo d'Arzere e di figli ne ha avuti 3. Amatissime dalle famiglie, Ada e Lina si sono ritrovate per caso. Quando che sono venuto in palestra, a me ha detto, Madonna, guarda che vedo, mi ha trovato, così, ecco, siamo conosciuti così. Guarda, Ecco, ma sempre certo quanto io che avevo domandava, Ada, figliamo sempre insieme, da dire insieme. Fare qui a terza. Dopo mi ho fatto a quarta e a quinta. In realtà Ada a distanza Lina l'aveva già vista mentre ballava in TV e aveva anche provato a contattarla attraverso la sorella, ma non c'era riuscita. Solari e molto attive, la vita che le aveva separate ha regalato loro a Natale uno dei doni più belli per tutti, l'amicizia ritrovata. Io fumo tanti auguri, chissà capire. E Ada cosa dice? tanti auguri, che passa per tutta la vita Chissà bene. capire tutti. Mandiamo un saluto e un bacio?